Buongiorno, la regia. Ok. Buongiorno, chiedo conferma alla regia che possiamo. Ok. Mi mandate l'ok se vedono? No, ancora no. Adesso vedono tutto. Dovremmo esserci con tutti i collegamenti. Buongiorno a tutti i presenti, innanzitutto, che è sempre più difficile avere questi eventi partecipati in presenza, però ringrazio l'importante adesione che abbiamo avuto. Ricordo che agli iscritti abbiamo più di 110 collegati online, quasi tutti i comuni, qualche impresa, quindi per una giornata di formazione molto di nicchia, perché tratta una categoria merceologica specifica, è sicuramente un importante risultato. Io sono Tambato Giulia, il direttore della direzione acquisti e affari generali della Regione Veneto. Porto i saluti dell'assessore che ha avuto un contrattempo e che ovviamente riferisce di ringraziare tutti i partecipanti all'iniziativa e porge i saluti perché ovviamente su queste iniziative che facciamo noi sugli acquisti verdi è comunque un vanto per l'amministrazione regionale presentare e valorizzare i lavori che vengono fatti durante l'anno. Questa mattina due indicazioni tecniche. Cercheremo di rispettare rigorosamente gli orari di collegamento indicati nel programma dei lavori, proprio per agevolare chi collegato da remoto vuole collegarsi a una sessione o a seguire tutti gli interventi. La giornata di formazione è così strutturata. Inizia la dottoressa Mascioli del Ministero della Transizione Ecologica che è arrivata direttamente da Roma stamattina con noi per illustrare il CAM del 29 gennaio 2021, quello appunto il tema della mattinata. Seguirà l'intervento mio che presento il documento guida, la guida operativa che è stata adottata dall'amministrazione regionale questa primavera con l'aiuto di Afidamp, di Azienda Zero e di altri che dopo nella mia presentazione darò il dettaglio, che è un documento appunto di lavoro che vuole essere una guida operativa per tutti gli operatori del settore. Dopo passerò la parola ai rappresentanti di Afidamp che sono qui. Aspettate, mi è sparito un programma, me lo può allungare, grazie. Abbiamo poi il dottor Matteo Marino che parlerà di prodotti chimici, detergenti e carta tessile e a seguire macchine e attrezzature e Alessandro Panico. Tutti e due sono iscritti ad Afidamp, sono quindi rappresentanti delle categorie degli imprenditori e che sono quelli che hanno partecipato come associazione alla scrittura del CAM e quindi sono quelli meglio preparati attualmente sulla parte tecnica operativa di questa categoria merceologica. Per gli iscritti do la possibilità alla fine di ogni intervento di ogni relatore, 1 minuto più o meno. Per i collegamenti è possibile fare domande anche in diretta dalla regia, basta cliccare alzare la mano, la regia poi proietta in diretta chi fa la domanda e il quesito. Vengono comunque registrati i quesiti posti nella chat a cui si darà risposta però solo alla fine dei 4 interventi, quindi chi avesse quesiti da fare può scriverli nella chat e dopo riceverà la risposta. Bene, allora sono le 10:15, quindi come da programma do la parola alla dottoressa Mascioli che ringrazio nuovamente per la sua partecipazione in presenza. Vi ringrazio di questo invito, sono qui in qualità di coordinatrice del tavolo di lavoro per la definizione dei criteri ambientali minimi sui servizi di pulizia. Oggi sono lieta per diversi motivi, perché sono stata invitata qui presso la sede della Regione Veneto, che è una regione che è un esempio di eccellenza per quanto riguarda l'implementazione
della strategia sugli appalti pubblici verdi. Sono qui nella città più bella del mondo, il primo evento in presenza dopo 2 anni e mezzo, e sono qui a parlare anche di un CAM che ci ha dato molte soddisfazioni sia nel momento in cui l'abbiamo definito, perché abbiamo trovato appunto un atteggiamento molto proattivo delle associazioni di categoria, quindi di tutti i settori merceologici e insomma imprenditoriali coinvolti nel tavolo di lavoro. E poi appunto infatti è un CAM molto ambizioso e tra l'altro uno dei più applicati da parte delle stazioni appaltanti. Come appunto sapete è l'obbligo di applicare questi CAM è decorso dal 19 giugno 2021, in quanto generalmente si dà un periodo transitorio di 120 giorni per diciamo, far decorrere l'obbligo di applicare i CAM che in particolare questi sono andati ad abrogare dei CAM piuttosto datati del 2012 che regolamentavano gli appalti delle pulizie nel settore civile e quelli specifici per le strutture sanitarie che erano stati adottati con decreto del 18 ottobre 2016. Questi CAM inoltre hanno esteso il campo di applicazione perché oltre ad applicarsi anche come i precedenti alle forniture per pulizie, per prodotti detergenti per pulizie ordinarie e straordinarie, si occupano anche delle forniture dei detergenti per le mani e dei prodotti in carta tessuto per l'igiene personale. E poi è stato necessario anche un intervento correttivo con questo decreto che comunque trovate pubblicato nel sito del Ministero della Transizione Ecologica, che è sempre aggiornato, e un decreto correttivo che ha dovuto diciamo, che è intervenuto per modificare i requisiti relativi ai formulati dei prodotti detergenti per le pulizie straordinarie e per eliminare un paio di indicazioni che riguardavano limitazioni e prescrizioni per l'utilizzo dei prodotti in carta monouso. Come è a voi tutti noto, il codice dei contratti pubblici vigente impone a tutte le categorie di stazioni appaltanti di introdurre le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi all'interno della documentazione di gara e di utilizzare, di tener conto dei criteri premianti, dei criteri ambientali minimi quando la gara è aggiudicata non sulla base del minor prezzo. Questi obblighi si applicano anche agli affidamenti diretti, quindi agli affidamenti di importi inferiori ai 40.000 euro trattandosi di servizi e forniture. Come probabilmente a voi noto, nell'ambito delle riforme connesse al piano della ripresa e della resilienza è prevista anche l'aggiornamento, anzi l'abrogazione, l'emanazione di un nuovo codice di contratti pubblici, ma il legislatore manterrà lo stesso approccio mantenuto sino ad ora in relazione alla politica degli appalti pubblici verdi. Infatti nella legge delega è previsto quali criteri direttivi dei nuovi contratti pubblici e principi diciamo ispiratori il fatto che i nuovi decreti legislativi che regolamenteranno la materia debbano prevedere misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica ambientale nell'affidamento dei contratti pubblici e dei contratti di concessione, in particolare attraverso la definizione di criteri ambientali minimi, quindi continueranno ad essere definiti criteri ambientali minimi che dovranno essere rispettati obbligatoriamente, che dovranno essere, come oggi sono, differenziati per tipologie di appalto, naturalmente, perché
i criteri differenziano a seconda delle categorie di appalto che vengono approcciate con i CAM, ma anche differenziati per importi d'appalto. Ecco, questa è una previsione normativa che creerà qualche problema e che purtroppo non è stata rimossa nonostante i pareri contrari degli uffici tecnici. Quali peculiarità dei CAM pulizie? Come vi dicevo, sia dal monitoraggio dell'Istat sia dal monitoraggio del Legambiente Ecosistemi, questo risulta uno dei CAM più utilizzati, ha un altissimo livello di ambizione ambientale. Possiamo dire che questo documento dei criteri ambientali minimi è il più completo a livello mondiale. Infatti ci sono diciamo, requisiti per alcune categorie di prodotto che non sono contenute nemmeno nei criteri relativi ai criteri dell'Ecolabel europeo per i servizi di pulizia, e questo appunto è avvenuto grazie all'impegno delle associazioni di categoria, perché probabilmente hanno proprio percepito sin da subito i vantaggi in termini di competitività di determinati investimenti, che potevano apportare determinati requisiti nelle proprie merceologie. E quindi infatti hanno percepito in maniera corretta, perché grazie ai CAM le aziende sono già pronte rispetto a quelle che diventeranno le future indicazioni discendenti che discenderanno dalla normativa cogente di derivazione comunitaria. Infatti poi, come vedremo, nella comunicazione, anzi la vediamo subito, nella comunicazione sul Green Deal europeo del 2019 la Commissione europea ha fra gli obiettivi anche quello di ridurre i rifiuti introducendo nella normativa cogente un contenuto di riciclato obbligatorio, ad esempio anche negli imballaggi. Questa era una prescrizione che noi avevamo già previsto nel CAM 2016, infatti quindi quello che è relativo ai detergenti da utilizzare nelle strutture sanitarie. Abbiamo notato, poi con un'indagine capiremo se questo effettivamente è vero o meno, che già nel momento in cui i CAM venivano definiti le aziende comunque avevano modificato i propri imballaggi, hanno cominciato sin da subito a fare il claim sul contenuto di riciclato nei propri imballaggi. Questo è fondamentale. Come sapete, noi spendiamo tanto e i cittadini fanno diversi sforzi per differenziare i propri rifiuti, e spendiamo tanto per migliorare in quantità e in qualità la raccolta delle diverse frazioni di materiale dei rifiuti prodotti, e se non vi è parallelamente anche un mercato di sbocco dei materiali che derivano dalla raccolta differenziata, tutti questi sforzi non vengono valorizzati economicamente. Quindi soprattutto nella plastica fino almeno un po' di tempo fa era anche antieconomico cioè era più conveniente utilizzare dei granuli vergini che non dei granuli riciclati, quindi c'è uno sforzo notevole da parte delle aziende nel fare nel modificare queste pratiche, quindi, e perciò insomma, ecco, è fondamentale spingere e valorizzare il contenuto di riciclato nei prodotti, come anche sta accadendo nell'ambito dei requisiti di ecodesign, perché anche nell'ambito della direttiva ecodesign si sta approcciando anche l'efficienza dell'uso della materia, e quindi ecco che anche quei requisiti che noi abbiamo diciamo anche individuato come criteri premianti per fornire punti tecnici alle macchine laddove abbiano delle determinate caratteristiche, possono diventare dei requisiti importanti anche ai fini di rispondere a quelle che saranno le misure cogenti che potranno discendere dalle direttive ecodesign.
Poi i CAM hanno anche un altro elemento di qualità, cioè ammirano anche a tutelare la salute dei lavoratori perché i lavoratori hanno a che fare con prodotti meno dannosi e quindi con formulati con minori sostanze pericolose anche in relazione alla salute umana. E poi nei CAM c'è un alto valore alle attività formative effettuate anche in relazione a questi aspetti. Anche quindi è tutelata la salute dei destinatari del servizio. Peraltro nei CAM, sia nei CAM pulizia e sanificazione per gli ambienti e gli edifici ad uso sanitario, sia nei CAM che sono di pulizia per gli ambienti e gli edifici a uso civile, sono stati introdotti dei requisiti di efficacia. Quindi insomma questo CAM consente dei benefici ambientali, sociali ed economici significativi e quindi lo sforzo dei responsabili unici dei procedimenti è diciamo, uno sforzo molto utile che non si deve confinare soltanto all'introduzione dei CAM, ma è importante che riguardi anche le verifiche in fase di esecuzione. Il CAM è anche molto preciso da questo punto di vista, cioè indica anche non solo come debbono essere effettuate le verifiche in sede di gara piuttosto che in sede di aggiudicazione dell'offerta, anche perché in alcuni casi questo è lasciato anche alla discrezionalità della stazione appaltante, ma dà indicazione anche per come effettuare le verifiche in fase di esecuzione, che sostanzialmente poi è il cuore delle attività che è fondamentale perché si tratta appunto tra l'altro di un servizio che dura nel tempo e quindi insomma è necessario sincerarsi che effettivamente ciò che le imprese hanno promesso in sede di gara venga poi rispettato. È anche fondamentale introdurre delle basi d'asta adeguate e cercare di far sì anche che attraverso delle formule adeguate e dei criteri insomma mirati diciamo ecco gli elementi qualitativi vengano effettivamente premiati piuttosto che i ribassi. Questo ne abbiamo già parlato. E quindi i CAM del 2021 possono essere considerati un traguardo per la qualificazione ambientale nel settore degli appalti per le pulizie e la sanificazione. Infatti riteniamo che per vari anni insomma, questo CAM non avrà bisogno di essere aggiornato. Sono anche applicabili durante la fase emergenziale legata alla pandemia, insomma adesso non si sa bene se ne stiamo uscendo o no, comunque non ci sono prescrizioni in relazione ai formulati dei disinfettanti che possono essere quindi utilizzati e l'uso sostenibile deriva da protocolli particolari che devono essere diciamo redatti in modo da scegliere da minimizzare l'uso dei disinfettanti, sceglierli anche a seconda dei requisiti di qualità microbiologica da conseguire in relazione alle diverse aree di rischio, in relazione alle diverse esigenze a seconda di dove il servizio è destinato. Poi grazie al fatto che nel nuovo codice degli appalti in attuazione delle direttive del 2014 è possibile far riferimento direttamente alle etichettature, questi CAM si aggiornano automaticamente, cioè nel momento in cui si prescrive che nelle pulizie ordinarie debbano essere utilizzati prodotti con l'ecolabel europeo, chiaramente nel momento in cui i requisiti dell'ecolabel europeo diventano più restrittivi perché il mercato via via si evolve positivamente in relazione appunto agli obiettivi di tutela ambientale, anche il CAM si aggiorna insomma automaticamente. Come dicevo prima,
la direzione dell'economia circolare del Ministero della Transizione Ecologica ha chiesto a noi personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche che opera proprio su questi temi di svolgere un'indagine per svalutare l'efficacia dei CAM nella transizione ecologica, quindi oltre al monitoraggio dell'ANAC che stiamo finalmente attuando attraverso, quindi entro la fine dell'anno verranno inoltrati dal Ministero sulla base di un campione rappresentativo di stazioni appaltanti dei questionari per capire se i CAM sono stati adottati e come, più anche altre, vi saranno altre domande diciamo di carattere più generale. Sarà svolta anche un'indagine con il coinvolgimento delle diverse associazioni di categoria per vedere se effettivamente i CAM, a prescindere dal fatto che come è noto purtroppo non vengono applicati puntualmente da tutte le stazioni appaltanti, comunque hanno, come noi riteniamo, un grado di efficacia in relazione alla qualificazione ambientale, alla transizione ecologica. Come voi sapete, non vorrei sforare... No? Va bene, perfetto. I principali obiettivi dei CAM sono ovviamente la riduzione dell'uso delle sostanze chimiche pericolose, la riduzione dell'uso delle risorse, quindi sia della materia ma sia anche delle risorse idriche, la riduzione dei consumi energetici e delle correlate emissioni di gas climalteranti, la riduzione della produzione dei rifiuti. E questo come avviene? Allora, per quanto riguarda l'obiettivo di riduzione delle sostanze pericolose, che poi come effetti che cosa comporta questo? Comporta che di ottenere una migliore qualità dell'aria indoor, dei minori effetti sull'eutrofizzazione delle acque e una minore quantità di agenti complessanti che si scaricano nelle acque causando bioaccumulo, minori effetti negativi sulla salute umana. Questi effetti positivi li abbiamo perché? Perché si impongono sia detergenti per le pulizie ordinarie, sia detergenti per le pulizie straordinarie, quindi esclusi dal campo di applicazione dell'Ecolabel europeo, si impongono dei formulati migliori sotto il profilo ambientale. Anche avendo riguardo ai detergenti per impieghi specifici, si richiede che l'attestazione della conformità venga effettuata sulla base di certificati elaborati da laboratori accreditati per fare le prove specifiche. Poi si ottiene perché anche nel caso dei detergenti per le mani sono imposti formulati migliori sotto il profilo ambientale e sotto il profilo della tutela della salute umana e si prescrivono anche l'obbligo di erogare questi prodotti in forma schiumosa in modo da ridurne il quantitativo. Per quanto riguarda le pulizie manuali si impone l'utilizzo dei panni in microfibra che come vedremo consentono una razionalizzazione del consumo di acqua e di detergenti notevolissima. In più si impone l'utilizzo di sistemi dosatori per i detergenti e per i disinfettanti, questo quindi anche nelle macchine, quindi anche nel caso di pulizie meccaniche. Questo naturalmente va a razionalizzare e ottimizzare la quantità di prodotto, evita che i dosaggi vengano condotti arbitrariamente in maniera scorretta dagli operatori. E c'è formazione ad hoc, oltre che si richiede l'adozione di un sistema di gestione ambientale che naturalmente ha in sé anche delle procedure per minimizzare gli sprechi di queste categorie di prodotti. Per quanto riguarda le minori emissioni dei gas a effetto serra, questo obiettivo si ottiene perché nelle macchine per le pulizie meccaniche è stata richiesta
la presenza, come anche criterio premiante, di dispositivi specifici. Purtroppo queste macchine non sono assoggettate all'etichettatura, quindi energetica, per motivi insomma tecnici. E poi si ottiene questo obiettivo ambientale perché anche per quanto riguarda i prodotti in carta tessuto viene richiesto il possesso dell'ecolabel o di una certificazione che riguarda l'origine della cellulosa da foreste gestite in maniera sostenibili. Nel caso dell'ecolabel chiaramente un prodotto in carta tessuto ecolabel è un prodotto che è generato da un impianto produttivo meno energivoro e a minori emissioni di sostanze pericolose in atmosfera, quindi si amplia, cioè vi sono anche criteri ulteriori che riguardano le sostanze pericolose. E si ottiene anche dal fatto che il CAM in qualche modo promuove l'utilizzo di detergenti concentrati. Questo consente di ridurre le emissioni di gas climalteranti legati alla logistica. Anche il CAM diciamo, impone quindi perché questo vuol dire che i detergenti hanno un minor volume anche in termini di imballaggi. Anche il contenuto di riciclato che è prescritto per alcune categorie di prodotti ausiliari impiegati nelle pulizie manuali, anche quelli che vengono inseriti come criteri premianti per le macchine, ha un effetto in termini di riduzione di gas climalteranti, considerato soprattutto che adesso il riciclo della plastica è essenzialmente fatto grazie al riciclo meccanico, che è molto meno emissivo di quello che sarà poi il riciclo chimico. Invece, per quanto riguarda la maggiore efficienza nell'uso delle risorse anche idriche, sempre ovviamente i requisiti del materiale riciclato nelle attrezzature, negli imballaggi primari e nei prodotti ausiliari, l'utilizzo di panni e mop in microfibra, la formazione per il corretto uso e la corretta manutenzione dei macchinari, che consente una maggiore durata della vita utile dei macchinari stessi, oltre che di far sì che le performance delle macchine, anche legate all'efficienza energetica, la durata delle batterie, siano effettivamente mantenuti anche in sede di esecuzione del servizio. E va bene quest'altro. E poi vi sono anche altre novità rispetto ai CAM vigenti. I due documenti di CAM, pulizie per usi civili e pulizie per usi sanitari, sono pressoché sovrapponibili. Il documento dedicato alle pulizie e alla sanificazione in ambiente sanitario differisce per alcune piccole indicazioni volte a cogliere le specificità laddove il servizio viene effettuato in questi contesti. Poi abbiamo anche un criterio premiante che riguarda la valorizzazione degli offerenti che si impegnano ad eseguire il servizio con l'impresa, il ramo d'azienda o la divisione in possesso dell'ecolabel europeo su servizi di pulizia. Questo criterio ha fatto sì che l'Italia è ad oggi il primo paese per licenze ecolabel ottenute. Infatti si contano 87 licenze ecolabel europeo. I criteri premianti dei CAM non lasciano spazio a margini di soggettività. Rispetto al passato questa è una novità, ma anche qui è necessario fare formazione perché insomma talvolta viene insomma perché ci sono state delle criticità in fase applicativa di un criterio specifico, e poi forse ne parleremo dopo se arriverà una domanda su questo tema. E io direi che posso anche terminare qui perché ci sono 5 minuti. Sì, sono state anche valorizzate con apposito criterio premiante delle tecniche di pulizia e sanificazione innovative che consentono di ridurre gli impatti ambientali e ottenere migliori risultati in termini di efficacia
nel servizio. Questo diciamo, fa riferimento a un protocollo specifico per il quale noi abbiamo diciamo, letto anche la documentazione sia di tipo diciamo, scientifico in relazione all'efficacia in termini dei risultati in relazione ai livelli di qualità microbiologica, ma anche in termini di minori impatti ambientali. Questo in ospedale può voler dire minori infezioni correlate all'assistenza, minori costi sanitari derivanti appunto anche dal minori giorni di degenza, minore costo anche per l'acquisto di antibiotici. E poi questo l'abbiamo già detto, che è stato anche chiarito meglio il campo di applicazione dei CAM per i servizi di pulizia in ambienti civili, quindi riguarda gli ambienti interni ed esterni di edifici ad uso civile, i treni, gli aeromobili, i natanti e assimilati, quindi anche nel servizio dei traghetti, se appunto questo contratto, i servizi di pulizia sono affidati a ditte esterne, i CAM vanno applicati. Se il servizio di pulizia è effettuato con personale della ditta di trasporto, andrebbero applicati i CAM nel momento in cui si acquisiscono i prodotti regolamentati dai CAM. Questo l'abbiamo detto. Anche come altro ulteriore elemento di differenza rispetto ai CAM previgenti è che sono stati elencati i tipi di detergenti che ricadono nella categoria dei prodotti detergenti per le pulizie straordinarie. In più sono state chiaramente aggiunte ulteriori restrizioni e alcune deroghe per consentire anche l'utilizzo delle cere metallizzate, perché l'utilizzo delle cere metallizzate, ancorché hanno dei formulati diciamo lievemente più lievemente peggiori sotto il profilo ambientale, consentono però dei vantaggi ambientali considerando il ciclo di vita e quindi questa è la struttura dei CAM, quindi, questo è ad esempio da uno studio che ha avuto ad oggetto proprio i prodotti in microfibra. È emerso addirittura una riduzione del consumo di acqua e di sostanze pericolose chimiche del 95%, quindi questo consente una riduzione del costo giornaliero del lavoro del 20%, perché anche le pulizie sono diciamo, forse più rapide da effettuare e oltretutto c'è una riduzione dei costi connessi con gli infortuni sul lavoro, perché i prodotti sono più leggeri, meno assorbenti, quindi si riduce lo sforzo legato al sollevamento dei secchi di acqua. Rispetto all'acquisto quindi di elementi tessili non in microfibra, questa indicazione consente di risparmiare del 60% dei costi considerando l'intero ciclo di vita. Abbiamo come effetto collaterale la dispersione delle microplastiche nei ricettori idrici, però il CAM prevedono una specifica formazione in quanto anche le condizioni di lavaggio delle fibre sintetiche influenzano la quantità di microplastiche rilasciate. Poi questi sono i dati degli effetti ambientali e del risparmio dei costi che si ottiene confrontando un cantiere tradizionale con i cantieri che erano conformi ai CAM del 2012. Considerate che questi CAM hanno aggiunto tanti requisiti in più rispetto ai CAM del 2012, perciò è chiaro che questi risultati sono ancora più, consolidano ancora di più la convinzione, l'effetto diciamo, positivo dei CAM, sia dell'applicazione dei CAM, sia in relazione all'ambiente che in relazione anche alla riduzione dei costi direttamente sostenuti dalla stazione appaltante in termini di consumi energetici e consumi idrici. Grazie per l'attenzione, sono a disposizione poi eventualmente per domande.
Bene, grazie, davvero molto interessante, soprattutto la parte che dà concretezza a questi CAM, perché dai dati che ci ha proiettato la dottoressa Mascioli vediamo benissimo che il rispetto di questi criteri porta a degli impatti ambientali importanti. Chiedo alla regia se c'è qualche quesito in diretta che possiamo fare direttamente alla dottoressa Mascioli, se no passiamo con il secondo intervento. Ne approfitto per fare un'integrazione. Prima tra i ringraziamenti ho ringraziato solo Affidamp, invece è doveroso ringraziare anche ANCI che ha condiviso questa iniziativa e ha fatto una importante campagna di sensibilizzazione tra le amministrazioni comunali. Infatti l'elenco degli iscritti tra i comuni è molto alto, quindi ringrazio anche ANCI. Bene, allora passiamo alla seconda, che è la... Scusate, inizio appunto la relazione, non riesco scusi, con questo. Scusate, c'era un piccolo problema tecnico. Allora, bene, una piccola introduzione molto veloce. Come Regione ci siamo dati un piano d'acquisti, un piano d'azione regionale sugli acquisti verdi, ancora prima dell'entrata in vigore del codice che ne ha imposto l'obbligatorietà nel 2015, e un secondo piano d'azione che è quello attualmente in vigore, che ha validità fino al 2023 e si connette strettamente con l'Agenda 2030. Perché un acquisto verde non è una moda? Parlare di acquisti verdi, di acquisti sostenibili, l'ha già detto la dottoressa Mascioli, è un'imposizione del codice dei contratti, è l'articolo 34 del codice dei contratti che rende obbligatoria appunto l'introduzione nelle gare d'appalto delle specifiche tecniche, delle clausole contrattuali per le determinate categorie merceologiche, e invece dà alla stazione appaltante la possibilità di introdurre criteri premianti, cioè di valorizzare e in questo modo di sostenere quel mercato di cui parlavamo prima, cioè il mercato degli acquisti sostenibili, proprio perché la filosofia degli acquisti verdi è quello di concepire una fornitura, un servizio, come si dice, dalla culla alla tomba, cioè lungo tutto il ciclo di vita del prodotto. E nelle nostre iniziative quali sono i nostri elementi di forza che abbiamo consolidato e sulle quali appunto invito a porre attenzione. Abbiamo consolidato un'iniziativa che facciamo la prima settimana di giugno, che è il Forum sugli acquisti verdi Veneto, che è una declinazione su base regionale delle molto più importanti iniziativa che si svolge a livello nazionale a Roma a fine ottobre. È un'occasione in cui diamo appunto degli aggiornamenti alle stazioni appaltanti su quelli che sono gli ultimi CAM o le iniziative del settore o di progetti europei che si occupano di acquisti verdi. È anche un'occasione per valorizzare sia le stazioni appaltanti che le imprese che si impegnano sul tema degli acquisti verdi. Consegniamo un premio infatti in occasione di questa iniziativa.
Abbiamo un sito internet dedicato agli acquisti verdi, che tra l'altro è collegato alla pagina del Ministero, quindi è in diretto aggiornamento e diciamo valorizza un po' le iniziative del Ministero attraverso questo link. Prevede un servizio di newsletter periodico informativo e ha anche un servizio di help desk al quale si può scrivere per avere qualche indicazione. E la cosa più importante però che riteniamo di aver portato avanti con le nostre iniziative sugli acquisti verdi è un protocollo che abbiamo sottoscritto nel 2019 con le università, tutte le università del territorio regionale, l'Università di Padova, l'Università Ca' Foscari di Venezia, l'Università degli Studi di Verona e lo UAV, cioè l'Università di Architettura. Assieme a noi ci sono anche, e quindi oltre alle università c'è anche ARPAV, il settore rifiuti e Union Camere Veneto. Perché? Perché abbiamo ritenuto che l'unione fa la forza, cioè unire intorno a uno stesso tavolo dei rappresentanti di istituzioni che per missione si occupano di ricerca nel caso dell'università, di rifiuti nel caso di ARPAV e che hanno il focus, il contatto con le imprese nel caso di Union Camere, poteva mettere intorno a un tavolo tutta una serie di elementi di confronto utili al lavoro di sensibilizzazione dei temi degli acquisti verdi. E come lavoriamo? Questo tavolo di lavoro, questo protocollo d'intesa lavora attraverso dei tavoli tematici che ogni anno decidono quale categoria merceologica e quali temi approfondire. E appunto attorno a questi tavoli i rappresentanti delle istituzioni che vi ho indicato che si occupano di gare danno il loro contributo nella scrittura, nel cercare di valorizzare e sostenere il mercato degli acquisti verdi. Come l'abbiamo fatto? Ogni anno abbiamo prodotto dei documenti alla fine di questi tavoli di lavoro. Il primo anno approvato con una delibera, la DGR 890 del 2020, abbiamo adottato sia un documento guida sui servizi di ristorazione automatica, le famose macchinette, e sia un vademecum per la gestione dei rifiuti. Questi documenti li trovate sul nostro sito, sono quindi scaricabili. E invito ovviamente attenzione il documento guida delle gare, perché non è il servizio di ristorazione automatica e basta, è un servizio di ristorazione automatica concepita in modo abbinato con l'erogazione di acqua da rete idrica. Cosa significa? Significa appunto parlare delle famose colonnine. Questo è un servizio che per una stazione appaltante significa un aggravio di procedimento, perché significa fare 2 gare se vuole ottenere 2 servizi. La proposta per sostenere gli acquisti verdi è quella di pubblicare la gara in modo integrato. Perché? Perché in questo modo si disincentiva l'utilizzo di bottigliette di plastica e si valorizza invece l'utilizzo di acqua da rete idrica difficoltà bassa per l'operatore economico. Perché? Perché la macchina di ristorazione delle bevande calde e fredde ha già una derivazione d'acqua e quindi è agevole collegare la colonnina. Mi soffermo perché spesso non viene pensata alla facilità di abbinare questi 2 servizi e alla semplicità per la stazione appaltante di avere 2 servizi con un impatto molto basso e con anche un risparmio di costi, perché sapete che la ristorazione automatica lavora su un canone concessorio, non lavora su un costo che l'amministrazione deve riconoscere, quindi sostengo ancora questa iniziativa. Abbiamo fatto il secondo anno un documento guida sul servizio di manutenzione del verde, perché l'anno scorso era uno dei CAM adottati di recente, quindi aveva diciamo più attenzione e che stiamo continuando a sostenere con i partner che abbiamo avuto, che erano l'Associazione dei Giardini e dei Pubblici Giardini, e lo stiamo sostenendo, lo stiamo portando in altre iniziative nel territorio, perché comunque è un servizio molto importante. Abbinato a questo c'era un approfondimento sul tema della plastica e invece quest'anno, il documento di cui parlerò adesso, abbiamo approfondito il tema dei servizi di pulizia, perché proprio era il CAM di più recente adozione e anche perché abbiamo avuto l'opportunità di invitare, hanno subito accolto
di lavorare al nostro tavolo l'Associazione Italiana appunto dei fornitori e produttori che dopo faranno le specifiche. A fianco a questo documento nel 2022 l'altro documento di cui è stato fatto un approfondimento era sul tema alimentare e sugli sprechi alimentari, documento che anche questo molto importante che stiamo approfondendo in altre iniziative. Come è strutturato il documento guida regionale che vi proponiamo e che appunto potete scaricare agevolmente dal sito nostro? È un documento strutturato in 3 parti, c'è un estratto del disciplinare di gara, un estratto del capitolato tecnico ed eventualmente degli allegati di approfondimento. Perché un estratto? Perché chi scrive gare lo sa, gli elementi fondamentali di una gara, al di là della procedura e di tutte le clausole tipiche del soccorso istruttorio, accesso agli atti, documenti modulistiche, eccetera, il cuore di una gara si fa nel definire i requisiti, nel definire le basi d'asta e nel definire i criteri di valutazione. Quindi ci concentriamo nel nostro documento a dare delle indicazioni alle stazioni appaltanti su questi elementi fondamentali di una struttura di gara. Non l'ho detto prima, lo trovate però in tutti i documenti scritti, questo documento guida è una guida operativa, non è una circolare, non è una direttiva, non è un'imposizione che l'amministrazione regionale fa, è uno strumento operativo che vuole essere di ausilio alle stazioni appaltanti e quindi può essere adeguato, adottato, modulato, presi solo alcuni degli spunti che esso offre o tutti a seconda della realtà a cui va applicato. Nell'estratto del disciplinare di gara trovate un focus sui requisiti generali, sui requisiti speciali di idoneità e sulla capacità tecnico-professionale. Poi trovate le indicazioni per calcolare la base d'asta. Ovviamente sarebbe facile e sarebbe bello per ogni operatore di un ufficio gare avere una formula matematica, così non è possibile, meno che meno in un settore così delicato come quello del servizi delle pulizie, però diamo dei criteri sulla base dei quali si può aiutano insomma a determinare la base d'asta. E poi la tabella con i criteri di valutazione dell'offerta tecnica. La tabella con i criteri è la parte che di solito impegna di più il gruppo di lavoro, perché cerchiamo di fare uno sforzo e di tradurre in criteri con proposte di attribuzione di punteggi, con descrizione di come applicare questi criteri, tutti gli spunti contenuti nel CAM, cioè tutti gli spunti che il decreto ministeriale introduce e che sono appunto le disposizioni obbligatorie che dovremmo applicare in ogni gara, ma che sappiamo come operatori non sempre è così facile. Nel capitolato tecnico invece troverete una descrizione delle tipologie dei servizi, ma trovate anche quelle che sono le clausole contrattuali. Come dicevamo prima, il CAM introduce delle clausole contrattuali che sono elemento obbligatorio per le stazioni appaltanti da inserire nei propri capitolati. Quindi nella traccia del capitolato tecnico allegato nel nostro documento operativo trovate anche una proposta di come descrivere, come prevedere all'interno del capitolato tecnico, per esempio, le prestazioni di raccolta e conferimento dei rifiuti. Questa è una clausola contrattuale obbligatoria prevista dal CAM. Trovate anche le modalità di esecuzione del servizio con degli agganci appunto a quanto prevede il CAM. Vengono poi previsto come obbligatorio il servizio di formazione del personale, anche questa è una prescrizione obbligatoria del CAM, e poi abbiamo voluto articolare in modo ampio il controllo sulla qualità dei servizi prestati. Lo trovate all'articolo 9 del documento guida, mi soffermerò più avanti, e questo articolo sui controlli sulla qualità è declinato in 3 tipologie: controllo a inizio di appalto con frequenza annuale su macchinari e attrezzature, controlli sul processo e controlli mensili sul servizio. È fondamentale questo suggerimento ed è interessante che questo spunto è venuto fuori in modo molto forte sia al tavolo di lavoro delle stazioni appaltanti, cioè quello che abbiamo fatto con le università, perché spesso parlare di acquisti verdi e avere poi
come servizio, un servizio che non è all'altezza è molto frustrante. Quindi quando uno cerca di fare una gara per avere un servizio di una qualità ambientale maggiore, trovare poi che la gara è vinta da un operatore economico che non rispetta le prescrizioni è molto frustrante. Quindi cercare lo sforzo che come stazione appaltante abbiamo cercato di fare è di dare degli strumenti alla stazione appaltante e quindi al RUP e al DEC, cioè al direttore dell'esecuzione contrattuale, che consentissero un rispetto concreto delle prescrizioni ambientali inserite negli atti di gara. La cosa che più abbiamo apprezzato è che è stata la prima esigenza segnalata anche dall'associazione di categoria che dopo darà anche il punto di vista loro. Perché? Perché anche per l'operatore economico lavorare in temi ambientali e vedersi poi magari superato in una procedura di gara perché una ditta che ha millantato il rispetto ambientale e ha preso un punto sul rispetto ambientale poi non lo fa, è visto giustamente come una forma di concorrenza sleale. Quindi il fatto che la stazione appaltante abbia uno strumento forte per controllare il rispetto dei requisiti ambientali è visto non come un aggravio delle clausole contrattuali, ma come una rassicurazione che venga reso un servizio che abbia un concreto rispetto ambientale. Quindi questa clausola è stata molto studiata e discussa e quindi dopo appunto ne scenderò nel dettaglio perché è una cosa molto, molto sentita e importante. Ricordiamoci come stazioni appaltanti che uno dei requisiti che dà il CAM a questi operatori economici è il rispetto dei sistemi di gestione della qualità. Devono avere un sistema di gestione della qualità e i sistemi di gestione della qualità prevedono all'operatore economico che si dia questi strumenti di autocontrollo. Quindi nella clausola che vedrete articolata in 3 sottoarticoli, che può sembrare molto ridondante, in realtà noi stiamo chiedendo all'operatore economico di condividere con la stazione appaltante un sistema di autocontrollo che ha già, che deve avere, perché è certificata, a meno che, e qui c'è la malafede, a meno che uno non si sia comprata la certificazione e quindi un sistema di qualità non ce l'ha, ma la ditta seria che si è certificata e che lavora in qualità, un sistema di autocontrollo ce lo ha. Quindi la previsione nel nostro capitolato che abbiamo messo e articolato in più fasi è fatta semplicemente per valorizzare le ditte serie che lavorano secondo sistemi di qualità e che investono sui temi ambientali. Passiamo al disciplinare. Sul disciplinare appunto sull'oggetto dell'appalto vengono date, come dicevo, indicazioni per come calcolare la base d'asta e anche abbiamo ritenuto con i rappresentanti delle istituzioni con cui abbiamo scritto il documento anche di spingerci a indicare un contratto collettivo nazionale di riferimento, perché riteniamo che non tutti i contratti collettivi di lavoro siano tutelino nello stesso modo i lavoratori. Ce ne siano alcuni che lo tutelano in modo maggiore, quindi anche forti dell'esperienza, perché queste istituzioni, quindi le università, ARPA, Unioncamere, sono prima di tutto anche stazioni appaltanti, quindi mettono al nostro tavolo quelli che scrivono atti di gara come noi e quindi che condividono le loro esperienze. Per esempio appunto su questo le università che avevano già fatto delle procedure di gara e che avevano osato richiedere un contratto collettivo piuttosto che un altro, avevano condiviso con noi la loro esperienza positiva e quindi abbiamo ritenuto di poterlo inserire come spunto di lavoro. Inoltre abbiamo avuto la disponibilità che ci è stata offerta da Afidamp di condividere anche quello che nel loro linguaggio tecnico viene chiamato documento delle cosiddette rese, che sono gli indici di produttività per tipologia di ambiente. È un documento datato a loro dire, ma comunque è un documento che può dare un indice di valutazione e di quotazione del servizio e quindi lo troverete negli allegati del nostro documento sempre come indicazione per formulare e calcolare in modo corretto una base d'asta.
Poi ci siamo soffermati sui requisiti, perché? Perché i requisiti, sapete, sono di 3 tipi: generali, speciali e tecnici. Sui generali non c'è problema, sono quelli dell'articolo 80. Sui requisiti speciali ogni categoria merceologica ha un suo riferimento, un suo decreto ministeriale, ha una sua abilitazione, ha una sua autorizzazione, quindi su questa diamo l'indicazione e troverete i riferimenti del decreto ministeriale, della classificazione e della fascia di appartenenza per rendere il servizio delle pulizie. Poi invece ci soffermiamo di solito sul requisito di capacità tecnica. In questo caso nella discussione è emersa l'opportunità comunque di mantenere uno dei requisiti che spesso viene inserito nelle gare, cioè la pregressa esperienza in altre gare d'appalto. Perché? Perché comunque avere un operatore economico che ha un'esperienza in un settore o con un altro diciamo, servizio della misura di quello che noi mettiamo in appalto è sempre una rassicurazione. Ma poi abbiamo introdotto anche, distinguendo per le gare sopra soglia e gare sotto soglia, anche un ulteriore requisito, cioè fermo restando che la certificazione ISO 9001 è un requisito obbligatorio che ci chiede il CAM, abbiamo ritenuto di spingere chiedendo certificazioni ambientali superiori, che però ci sembravano proporzionate solo per le gare sopra soglia, lasciando invece alle gare sotto soglia la libertà se inserire o meno un requisito di qualità come le certificazioni EMAS o la ISO 14001 anche per le gare insomma sotto soglia. Ricordiamo che appunto se li mettiamo come requisiti sono paletti che impediscono l'accesso, quindi è sempre molto delicata la fissazione dei requisiti in una gara. Questa è la tabella che troverete nel nostro documento e come vi dicevo è una tabella che ha discusso e ci ha impegnato molto. Come è strutturata? Beh, con un criterio A organizzativo, quello è un po' il tema che viene sempre, diciamo, fa la parte da leone in una procedura di gara, perché è quello sulla quale si valuta l'organizzazione della struttura organizzativa. Infatti abbiamo articolato questo criterio in subcriteri, da una parte l'adeguatezza della struttura organizzativa, il secondo sul sistema di gestione, servizio di efficienza e tempi di sostituzione degli addetti, un terzo criterio sulla professionalità e reperibilità del supervisore e un quarto criterio sulla gestione degli eventi imprevedibili. Questi sono tutti criteri declinati in modo discrezionale e che diciamo sono quelli abbastanza standard, non hanno riferimento, qui non troviamo un riferimento diretto al CAM, lo troviamo dove? Al criterio B, dove proprio è stato descritto come contenimento degli impatti ambientali, cioè tutto il punto D del CAM che indica i criteri premianti, che suggerisce i criteri premianti per le stazioni appaltanti per sostenere e valorizzare un mercato che rispetti i requisiti ambientali che abbiamo visto, il grosso impatto che hanno questi servizi nell'ambiente, cioè il fatto di introdurre nei nostri servizi prodotti a basso impatto ambientale e significa ridurre del 95%, abbiamo visto prima le tabelle, l'inquinamento delle acque semplicemente. Quindi pensando che gli acquisti delle pubbliche amministrazioni su base nazionale pesano il 9% del prodotto interno lordo, capite che se tutte le amministrazioni lavorassero con questi criteri darebbero il proprio contributo al contrasto ai cambiamenti climatici, per esempio. Questo è quanto, va bene. Allora, passando al punto del contenimento degli impatti ambientali, sono stati indicati, articolati in 3 criteri, un subcriterio sulla fornitura dei prodotti, che è un criterio primante, l'abbiamo provato a proporre differenziandolo, ma qui trovate proprio la tabella del CAM riportata nella tabella nostra del documento guida, ma su questo e sul cosa significa ci sarà una relazione dopo sui prodotti che probabilmente sarà molto più chiara di quello che potrei dire io sulle percentuali di riciclato, sulle prodotti chimici e quant'altro. Così come il secondo criterio sulle tecniche di pulizia e sanificazione innovative, anche questo abbiamo tradotto quello che è previsto nel CAM dando una proposta in punteggio e in meccanismi di attribuzione del punteggio.
quindi per chi scrive una gara sa a cosa sto facendo riferimento, perché quando devi quotare i punti da attribuire ad ogni criterio è un momento molto delicato. Noi diamo uno spunto, ovviamente, poi ognuno farà la propria valutazione. E poi abbiamo ritenuto di inserire, anche se è una clausola del capitolato, ma abbiamo ritenuto di inserirla come anche fattore premiante, e questo è una proposta del gruppo di lavoro regionale, quello di inserire come elemento di valutazione le misure e di gestione intesa a minimizzare la produzione di rifiuti e migliorare la raccolta differenziata. Proprio per questo, perché sì, è una clausola, è una prescrizione di capitolato, ma acquisire una proposta operativa e tecnica sappiamo che è un elemento appunto che può fare la differenza, e la parte della gestione dei rifiuti fa parte proprio di quella filosofia del ciclo di vita del prodotto che deve essere valorizzata negli acquisti verdi. Poi abbiamo introdotto un altro criterio, che sono sulle iniziative di sostenibilità. Questo è un criterio che non dà il CAM, e ho evidenziato in grigetto quelle che sono, diciamo, le proposte che diamo come gruppo di lavoro, invece quelle evidenziate in giallo sono le proposte che dà il CAM e che sono quindi un recepimento diretto del CAM. Abbiamo introdotto questi due criteri e l'abbiamo già fatto in un altro servizio l'anno prima, che è sulle che abbiamo chiamate iniziative di sostenibilità. Un primo criterio, il C1, è la percentuale di utilizzo di approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili nella propria azienda rispetto al totale del fabbisogno energetico. E poi un subcriterio C2 su progetti e misure compensative adottate per abbattere le emissioni residue dell'azienda. Perché ci siamo voluti spingere in questa introduzione che, come dicevo, non è dal CAM, ma è un lavoro che abbiamo condiviso con gli altri rappresentanti? Perché comunque nella logica del ciclo di vita del prodotto io devo pormi il problema anche di come formo il prodotto, di come acquisisco il servizio, e per acquisire un servizio, per gestire un servizio c'è sempre un impatto energetico. Nel caso del nostro servizio di pulizia c'è l'impatto energetico della pulizia delle attrezzature o della manutenzione, quindi ci sono degli impatti energetici. Sapere che un'azienda si sia data una politica propria interna aziendale che valorizza l'approvvigionamento da fonti rinnovabili ci sembrava meritorio, e quindi è un'indicazione che abbiamo ritenuto di valorizzare, anche perché adesso abbiamo anche noi una serie di incentivi come cittadini sul passaggio alle fonti rinnovabili, ma per le imprese la politica nazionale a sostegno delle imprese per il passaggio alle fonti rinnovabili è una politica che è da anni che viene portata avanti, e quindi in qualche modo si dà il ritorno a quello che sono anche degli investimenti pubblici che il nostro legislatore nazionale ha già portato avanti. Su progetti e misure compensative, anche questo è solo uno spunto per sensibilizzare sul fatto che la misura energetica adesso è una necessità, quindi probabilmente adesso non avremo difficoltà a trovare operatori economici che si ingegnano a trovare come abbattere il consumo, perché è una necessità. Prima magari era sentito un po' meno. Poi abbiamo introdotto un criterio sociale. Il criterio sociale, anche questo, l'abbiamo articolato in 3 sottocriteri. Il criterio di 1, che è un criterio premiante di nostra iniziativa, un criterio di 2 e un criterio di 3, il di 2 persone svantaggiate e il di 3 sul benessere organizzativo, che sono invece di derivazione del CAM. Il criterio, guardo, scusate l'orario, non voglio sforare, mi velocizzo. Allora, il criterio di 1 è un requisito premiante che ha preso ispirazione dall'articolo 47 della legge 108/2021. Cos'è questo articolo? È l'articolo che prevede l'obbligo di inserire i criteri di parità di genere, occupazione giovanile in maggior tutela dei lavoratori, della parità di genere e dell'occupazione giovanile nelle gare e fatte con fondi del PNRR. Allora, questo è un requisito obbligatorio per le gare fatte con fondi del PNRR, però sappiamo che tutta la normativa delle gare del PNRR in realtà è un testo normativo che potrebbe confluire nel codice dei contratti che è in fase di scrittura, e quindi potrebbe essere una norma che transiterà
molto probabilmente, come è stato anche in passato, nella normativa nazionale e quindi nel nuovo codice. Per cui abbiamo provato a fare un esercizio scolastico per applicare, declinare questa che è un'imposizione per le gare PNRR anche a un servizio ordinario, come con il servizio di pulizia. E poi abbiamo messo un criterio sulle certificazioni che valorizza appunto chi ha certificazioni ambientali. Nel criterio questo sulla parità di genere, quali sono le indicazioni che abbiamo dato? Abbiamo dato come valutazione la percentuale di donne inserite in ruoli di quadri e coordinatori di gruppi. Poi abbiamo messo l'assenza di verbali di cancellazione extragiudiziale per discriminazione di genere e abbiamo appunto differenziato in modo tabellare il punteggio, quindi se c'era oltre il 30% di donne inserite in ruoli o in quadri direzionali, un punto ad esempio, oltre il 30% di giovani occupati sotto i 36 anni, un punto, e poi l'indicazione sull'applicazione di un contratto collettivo. Come vi dicevo, questa è una norma che abbiamo declinato nel documento guida per il servizio ordinario, ma che trae ispirazione dalla norma statale contenuta nel DPCM del 7 dicembre 2021 che porta questa descrizione: adozione delle linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC. E questo decreto fissa, ve l'ho riportato in allegato, a fianco la tabella del decreto, un elenco numeroso di iniziative per favorire la parità di genere. Quindi noi ne abbiamo prese 2 e messe nel nostro documento, ma nel DPCM del 21 trovate un lungo elenco per favorire la parità di genere. Questo è un elemento che io sento non solo in quanto donna, ma perché questo criterio lo sto testando su una gara che ho fuori e che è in sede di valutazione delle offerte. Ebbene, questo criterio è stato uno dei criteri che ha sollevato i maggiori quesiti da parte degli operatori economici. Gli operatori economici ci chiedevano: ma è vero che avete scritto male la clausola e che ritenevate la percentuale di donne impiegate nell'azienda? Noi non intendevamo le donne impiegate nell'azienda. Che il personale operaio del servizio di pulizia sia femminile è un dato di fatto storico che non ha bisogno di avere percentuali e che sarebbe stato ridicolo secondo noi. Aver previsto invece il punto per le percentuali di donne impiegate nei settori quadri significa dare alla donna una differenza diversa da quella operaia. Eppure sono stati 3-4 gli operatori economici che ci hanno: è vero che avete scritto male la gara, che intendevate dire? Questo lo dico proprio come aneddoto, ma che ritengo utile per dire che queste clausole non sono scontate. Non sono scontate. Ben venga l'imposizione che ha fatto il governo a mettercelo come obbligatorio nei fondi di derivazione europea che hanno una cultura di parità di genere molto più avanzata rispetto alla nostra, ma recepiamoli anche nei servizi ordinari. Riteniamo che stiamo alzando l'asticella della qualità dei servizi resi. Volo perché ho finito il mio tempo e volevo parlarvi dei controlli e quindi sorvolo sull'elenco delle prescrizioni che trovate nell'estratto del capitolato tecnico e mi soffermo sui controlli. Questo è lo strumento che abbiamo dato ai RUP, ai direttori delle esecuzioni contrattuali, per verificare il rispetto della qualità ambientale, perché come ha detto la dottoressa Mascioli prima e come diranno molto probabilmente dopo gli operatori economici, è sentita questa cosa che i requisiti ambientali che noi mettiamo in una gara, se non vengono verificati in fase di esecuzione del servizio, perdono la loro efficacia. E quindi i controlli li abbiamo strutturati su 3 livelli. Un primo controllo è il controllo a inizio appalto e con frequenza annuale su macchinari e attrezzature. Qual è l'indicazione che abbiamo previsto? Si prevede una penale pari ai giorni necessari a sostituire le attrezzature non conforme a quelle offerte nell'offerta tecnica. Perché è inutile che l'operatore economico ci dice che ci offre dei prodotti che hanno un basso impatto energetico e poi il RUP o il DEC del contratto non mi va a verificare l'esatta corrispondenza ad avvio del servizio
che queste clausole siano rispettate. E come? Con una bella sanzione lineare, tanti giorni di sostituzione delle macchine tu impieghi, tanti giorni di penale ti applico. E questo è uno strumento molto forte per la stazione appaltante. E poi i controlli di processo. Viene svolto mensilmente in contraddittorio con la ditta valendosi di una modulistica condivisa con il fornitore in cui andranno verificate una serie di indicatori di processo. Il controllo può essere in modo programmato su tutto, a campione, su segnalazione, perché abbiamo appunto l'ufficio che si lamenta, non hanno pulito bene, e l'applicazione di almeno 3 segnalazioni comporta l'applicazione di una penale. Sono state inserite nel documento guida, troverete, una serie di esemplificazioni di indicatori per il controllo del processo. Non spaventatevi, non è un aggravio come dicevo prima, è una condivisione di un sistema di qualità che l'operatore economico dovrebbe già avere, perché l'abbiamo chiesto nei requisiti di partecipazione. E poi un controllo mensile sul servizio. È il controllo da effettuare sul piano operativo delle attività, deve risultare da un verbale di controllo. Suggeriamo di predisporlo mensilmente all'appaltatore, consegnato i primi 5 giorni lavorativi di ogni mese e deve essere accettato dal DEC. Tale verbale riporta sia lo stato di avanzamento rispetto al piano operativo del mese precedente, le eventuali motivazioni di uno scostamento, le annotazioni, le prestazioni aggiuntive, le prestazioni straordinarie, le eventuali soluzioni per risolvere le problematiche e la firma del verbale di controllo da parte del DEC con tutte le eventuali annotazioni vale come accettazione dell'avvenuta esecuzione dell'attività. Questo secondo noi è uno strumento molto forte. Ringraziamo appunto chi sia del tavolo di lavoro, lato stazioni appaltanti che lato operatori economici, ci ha aiutato nel definire questo, che riteniamo sia la chiave di volta per avere la contromisura e quindi per dare dei risultati soddisfacenti poi quando a livello nazionale fanno i monitoraggi sull'impatto ambientale dei servizi resi. Io vi invito a consultare il nostro sito, a seguire le nostre iniziative e passo la parola al terzo relatore. Sì, buongiorno a tutti, io sono Matteo Marino, faccio parte di Affidamp, che è l'associazione che raggruppa tutte le aziende del cleaning professionale, quindi ci sono al suo interno aziende chimiche, aziende che producono carta, aziende che producono macchinari, aziende che producono attrezzature e poi anche altre aziende di prodotti collaterali a questo tipo di business. Devo dire che l'intervento della dottoressa Tambato è stata per buona parte di quello che ha detto musica per le nostre orecchie, perché noi siamo un'associazione che da molti anni si batte per dimostrare una cosa molto semplice, che tutti noi sappiamo nella nostra vita comune e che trasferiamo però più difficilmente dal punto di vista professionale, cioè qualità di prodotto significa sicuramente ecologia e significa sicuramente economia. Questa è un'equazione molto semplice, ma sappiamo benissimo normalmente che se compriamo un qualsiasi prodotto di alta qualità, di buona qualità, questo durerà di più nel tempo, ci darà un certo tipo di soddisfazione anche in termini qualitativi e questo aspetto spesso, molto spesso, si riverbera anche dal punto di vista ecologico. Non ci sono dubbi da questo punto di vista. Io oggi ho il compito di approfondire un pochino le caratteristiche dei prodotti chimici. Io lavoro per un'industria chimica che fa detergenza professionale e
e anche vi dirò qualche cosa relativamente ai prodotti in carta. Dopodiché lascerò la parola al mio collega che si occuperà di approfondire invece gli argomenti relativi alle attrezzature e alle macchine. Questi due documenti, sia la norma CAM che il documento della Regione, sono stati sicuramente due esempi molto virtuosi, perché almeno nella mia esperienza è la prima volta in cui l'amministrazione pubblica si confronta con l'industria, tra l'altro l'industria che non è neanche parte in causa diretta del contratto, perché noi siamo dei fornitori delle imprese, quindi il nostro interesse non è un interesse diretto che entra nel rapporto fra l'impresa e le istituzioni, quindi diciamo siamo un po' super partes. E questi due documenti sicuramente hanno tenuto in considerazione quelle che sono le reali necessità del mercato e però anche le reali necessità di quelli che sono gli aspetti ecologici e anche gli aspetti economici di poi i soggetti che in qualche modo devono pagare l'appalto. E anche qui, ora non mi dilungherò, ma visto che la dottoressa ha parlato delle rese, ha tirato fuori un argomento molto difficile da affrontare, ma è chiaro che per avere un buon servizio, per poter fare tutti i controlli di cui ha parlato, è chiaro che il servizio deve essere pagato coerentemente con le prestazioni offerte. Se noi vogliamo che le prestazioni rispondano esattamente a quello che viene offerto, che i prodotti inseriti in offerta, che sono sicuramente normalmente di altissima qualità, poi vengano veramente utilizzati, dobbiamo andare coerentemente a valutare l'appalto con il valore corretto, che non vuol dire spendere di più, perché a volte magari è sufficiente fare un lavoro meglio, diradandolo più nel tempo, ma ottenendo un risultato sicuramente migliore. Comincio a parlarvi un pochino dei prodotti. La norma CAM prevede delle specifiche per i prodotti chimici e quindi le specifiche riguardano prodotti che sono indirizzati alla manutenzione ordinaria e prodotti invece che devono essere utilizzati, che sono normalmente utilizzati dalle imprese, e qui stiamo parlando di cleaning professionale, che sono indirizzati alle operazioni non ordinarie, alle operazioni straordinarie. E la norma CAM, che molto riferimento fa alle etichettature di tipo primo e in particolare a Ecolabel, ha considerato un limite che vi è in queste normative. È un limite che è dato dal fatto che le imprese presso le vostre strutture faranno sicuramente le manutenzioni ordinarie e giornaliere, ma dovranno fare anche degli interventi di base, degli interventi di fondo straordinari e periodici, che purtroppo non sono contemplati ad oggi ancora dalle normative Ecolabel o di tipo primo in generale, a parte una che è l'Ecolabel austriaca di cui vi parlerò. Quindi parlando di operazioni ordinarie, i detergenti da utilizzare saranno i detergenti per le cucine, per i piani di lavoro, cottura, superfici varie, detergenti per finestre, detergenti per servizi sanitari. Queste sono le definizioni Ecolabel sostanzialmente. Le varie etichettature di tipo primo, perché si parla di Ecolabel, però sono contemplate anche le altre. In Europa ce ne sono diversi, la Nordic Ecolabel, la Blau Engel, non mi chiedete di nominarvi la terza, comunque l'Ecolabel austriaca, e sono tutte etichettature messe allo stesso livello. Un aspetto ecologico sul quale mi permetto di soffermarmi un pochino di più, importantissimo, già citato da chi mi ha preceduto, è riferito ai prodotti concentrati.
Prodotti concentrati sostanzialmente vuol dire comprare un qualcosa che contiene meno acqua e più materia attiva. Non so se tutti sapete che cos'è l'attivo di un prodotto. L'attivo di un prodotto è tutto ciò che noi mettiamo per motivi i più vari. Normalmente sono motivi qualitativi, possono essere anche dei motivi, se vogliamo, meno importanti, che è il profumo, ma anche lì i profumi sono molto correlati alla qualità del servizio, anche se la norma Ecolabel tende a ridurne l'uso. Comunque, quindi un prodotto concentrato è un qualcosa che contiene meno acqua e contiene più sostanza attiva. Tanto per darvi un riferimento, per dirvi di cosa sto parlando, un prodotto commerciale, un pronto all'uso, cioè un prodotto che compro e uso direttamente sulle superfici, può aggirarsi intorno all'1-2% di attivo. Quando noi parliamo, quindi vuol dire 1-2%, il 99 al 98 è acqua. Quindi un prodotto concentrato vuol dire che è un prodotto che può lavorare al 40, al 50, al 60, al 90% di attivo. Chiaro che poi stiamo parlando di detergenza professionale e io devo riportare il prodotto alla soluzione d'uso. Ma questo fatto è un qualcosa che può essere fatto sul cantiere con dei sistemi di dosaggio professionali, e questo consente sostanzialmente di abbattere in maniera molto pesante gli impatti ecologici, che nel nostro caso, nel caso del prodotto chimico, anche se quando si parla di chimica si pensa sempre di parlare di qualcosa di estremamente inquinante, comunque per quanto riguarda la detergenza, io riesco ad abbattere gli impatti ecologici che derivano sostanzialmente dagli imballi e dai trasporti, dalle emissioni dei trasporti. Se io, anziché trasportare 10, 20, 30 flaconi, ne trasporto uno, cambia sostanzialmente e radicalmente. E questo è un aspetto che Ecolabel contempla con un valore di rapporto che tiene in considerazione fra la percentuale di plastica contenuta nell'imballo primario e i litri di soluzione, con dei limiti che poi vi dirò. Ora, la definizione di concentrati, io ho parlato di materia attiva, nell'ultima versione dei CAM è stata indicata in maniera più semplice, inserendo questi parametri. Cioè, un prodotto che io utilizzo diluendolo in acqua, posso definirlo concentrato se ha un tasso di diluizione inferiore all'1%. Cioè, se lo diluisco allo 0,8%, 0,5%, che vuol dire 50 grammi di prodotto in 10 litri d'acqua, 0,5%, lo posso definire concentrato. Un prodotto che diluisco al 2, al 3, al 5, al 10% non è un prodotto concentrato, è un prodotto normale che non è concentrato per scelta, oppure non è concentrato perché magari non si può concentrare. Attenzione che i nostri prodotti sono come delle torte, quindi io metto insieme delle materie, delle sostanze, ma devono starci insieme. Non è detto che tutto possa essere concentrato. Infatti i concentrati li trovate nei prodotti di detergenza ordinaria. Più difficilmente si trovano dei concentrati su prodotti specifici per interventi di fondo, e quelli sono già fatti e sono già costruiti in maniera da essere i più efficaci possibili, almeno se parliamo di qualità, di prodotti di qualità. Quindi, diciamo, la norma CAM definisce un prodotto concentrato, e qui avete già un parametro di riferimento che potete considerare, perché un prodotto che diluisco allo 0,2% sarà più concentrato e sarà più ecologico di un prodotto che devo diluire allo 0,9%, senza chiaramente far riferimento a un prodotto invece normale che diluisco al 2, al 3, al 4%, perché so che lì sicuramente avrò più imballi, avrò più emissioni di CO2 in generale, emissioni di gas di scarico dei camion e così via. Un altro aspetto che i CAM contemplano, che invece non è contemplato dalla norma Ecolabel, questa è una falla, è una cosa importante, perché bisognerebbe riuscire a colloquiare con gli interlocutori europei perché lo consideri, no?
Cioè la norma Ecolabel non contempla i prodotti concentrati per produrre sul punto d'uso i prodotti pronti all'uso. I prodotti pronti all'uso sono quelli che compro, non so, i flaconi da 7,50 con il trigger, no? Tutti quanti sappiamo, andiamo al supermercato, prendiamo il flacone, arriviamo a casa e lo usiamo. Quelli sono i prodotti pronti all'uso. Ma nel nostro mercato esistono i concentrati di questi prodotti pronti all'uso. I concentrati di questi prodotti pronti all'uso possono essere diluiti nelle maniere più disparate e le concentrazioni e le diluizioni d'uso di questi concentrati sono ben diverse da quelle che ho per la detergenza normale. Cioè sono concentrazioni che possono arrivare fino addirittura al 33%, noi abbiamo messo 1-2 perché si arriva fino lì e vi dico perché. Ci sono prodotti specifici usati dalle imprese per rimuovere i segni dei pennarelli. Un pennarello indelebile, se non ci vado con un prodotto che ha almeno il 25% di attivo, non lo tolgo facilmente, devo usare altri sistemi. È chiaro che se io faccio un concentrato e lo diluisco al 33%, devo fare un concentrato che ha il 75% attivo. Sono quasi al limite, posso arrivare forse un pochino all'80, al 90%, ma siamo al limite. Quindi le concentrazioni dei concentrati, le diluizioni, scusate, dei concentrati per produrre i prodotti pronti all'uso sono diverse e i CAM li considerano. Quindi potreste trovare, mentre Ecolabel no, quindi in questo caso potreste trovare un prodotto che non ha l'etichettatura di tipo primo ma che risponde ai CAM, che viene considerato un pochino come i prodotti, anche se poi alla destinazione sono le pulizie ordinarie, viene considerato un po' come i prodotti che sono deputati alle pulizie straordinarie. Va bene, ovviamente devono essere i prodotti concentrati privi di etichettature di tipo primo dovranno essere almeno conformi ai criteri ambientali minimi, in possesso di rapporti di prova. Ecco, sempre per questi prodotti devono essere dimostrate l'efficacia, perché è chiaro che un'azienda come può essere la mia può vantare diluizioni d'uso di un prodotto molto basse e anche magari irreali, ma se il prodotto non funziona poi non funziona. Allora questo è un problema che esiste, attenzione, io scherzo ma esiste. La norma CAM prevede che ci siano dei rapporti di prova di efficacia del prodotto, quindi non solo devo fare un rapporto documentale, ma devo addirittura far passare al mio prodotto un test, mi sto dilungando troppo, un test di efficacia del prodotto stesso. Vado un pochino più veloce, se no non riesco a dire tutto quello che voglio. Infatti, questo l'abbiamo visto, quindi ovviamente il CAM fa un riferimento importante al discorso dei sistemi di dosaggio, perché un conto è avere a che fare con un prodotto che diluisco al 5, al 6% e se ne diluisco nella diluizione, magari con un sistema un po' casalingo, sbaglio di qualche decina di grammi, non succede niente, ma quando ho a che fare con prodotti concentrati che si diluiscono nelle concentrazioni che vi ho detto, quindi 50 grammi sono ben poco, in 10 litri d'acqua, se sbaglio di un po' magari faccio il doppio, il triplo o il quadruplo della concentrazione. Questo mi si riverbera non solo sulla spesa economica, ma sulla qualità del servizio e sull'aspetto ecologico. Quindi qui bisogna, i paletti sui dosatori ci sono per tutti i prodotti, li prevede i CAM, ma in maniera particolare non possono non esserci dei sistemi di dosaggio semplici, immediati e a prova di bambino sui prodotti concentrati. Questo è il rapporto peso-utilità di cui vi ho già parlato, cioè la norma prevede che ci sia un rapporto fra il peso dell'imballo e le soluzioni d'uso del prodotto e le contempla sia per i prodotti pronti all'uso che per i prodotti da diluire. Ovviamente i prodotti concentrati non hanno alcun problema a superare questi rapporti, i prodotti normali bisogna fare attenzione, bisogna che siano efficaci.
E poi ci sono i prodotti invece per le pulizie straordinarie, e qui ce n'è una serie, io vi ho elencato quelli che sono presenti e che vengono utilizzati assolutamente dalle imprese nella normalità dei casi per operazioni, se vogliamo, non ordinarie, ma che comunque devono essere utilizzati. Un caso particolare sono i prodotti ceranti, e qui faccio riferimento alla norma austriaca perché uno dei prodotti più utilizzati dalle imprese nei vari appalti, soprattutto ospedalieri, ma ovunque ci siano dei pavimenti resilienti e quindi da trattare, è l'utilizzo delle cere metallizzate. Le cere metallizzate si chiamano così perché hanno al loro interno un componente metallico che aiuta tutta una serie di aspetti. Non sono certificabili, a mio avviso in maniera non giustificata, proprio perché c'è questa componente di zinco all'interno e che viene giudicata non ecologica. Mentre sono certificabili con la norma Ecolabel austriaca le cere non metallizzate. Perché ho detto in maniera ingiustificata? Perché di fatto la metallizzazione, è vero, magari abbiamo questo peggioramento dell'aspetto ecologico, ma poi il prodotto magari dura di più, si pulisce meglio, si rimuove più facilmente, e allora tutto ciò che io perdo ecologicamente perché c'è un po' di zinco lo recupero molto ampiamente perché consumo meno detergente, meno decerante, decero di meno e immetto meno reflui nell'ambiente. Quindi la norma CAM intelligentemente ha contemplato entrambi i prodotti. Poi ci sono i prodotti per le moquette, i tappeti, detergenti acidi forti, gli sgrassanti forti, sono tutti prodotti che normalmente quando si fanno le pulizie di fondo sono da considerare. I cosiddetti detersolventi, gli smacchiatori di inchiostro e così via. Tutti questi prodotti li troverete all'interno dei vostri appalti, non troverete magari il marchio Ecolabel o l'etichettatura di tipo primo, ma sicuramente potete avere la rispondenza alla norma CAM, quindi ecologicamente comunque considerano questo aspetto. Ovviamente non possono questi prodotti non possono contenere tutta una serie di sostanze, non possono essere etichettati con pericolosità. Ecco, i simboli di pericolo, l'ha detto prima la dottoressa Mascioli, con la nuova normativa praticamente almeno la losanga col punto esclamativo la troviamo da tutte le parti, è difficile non trovarla, un prodotto proprio che non abbia neanche quel simbolo lì, sì, qualche detergente neutro esiste, ma quello lo troviamo. Su questi prodotti qui si troveranno anche simboli di pericoli un pochino più gravi, però sono tutti pericoli che si possono tenere sotto controllo. È chiaro che non ci saranno prodotti etichettati per tossicità acuta, sensibilizzanti, per cancerogeni, mutageni, ecco, queste sono tutte pericolosità che sono sicuramente evitate, però questi prodotti qui, alcuni simboli di pericolo, magari di corrosione per esempio, ce li avranno per forza, perché sennò un acido non lo formuli, no? Per quanto riguarda gli imballaggi in plastica, qui si apre un altro aspetto importante. È chiaro che il CAM detta delle regole e favorisce l'utilizzo di imballi parzialmente di plastica riciclata, e qui c'è un mondo in fortissima evoluzione. Il mercato dei granuli di plastica riciclate è un mercato che assolutamente non si capisce dove stia andando. Più se ne consumano, più aumenta la domanda, più dovrebbe poi ritornare l'offerta, a essere, perché chiaramente si autoalimenta questo, ma in questo momento il mercato sta impazzendo, e quindi, a parte che i costi che sono saliti da tutte le parti delle plastiche, ma quelli della plastica riciclata, non mi fate la domanda del perché, ma sono molto più dinamici, molto cresciuti, molto di più di quelli della plastica vergine, quindi avremo un impulso economicamente parlando
all'utilizzo di plastiche vergini piuttosto che plastiche riciclate, perché i prezzi stanno andando alle stelle. Chiaramente la norma va nella direzione dell'utilizzo di contenitori, che poi i nostri saranno principalmente contenitori in HDPE, dove utilizzeremo sicuramente una parte di plastica riciclata finché ce ne sarà. Lo dico perché purtroppo non è soltanto una questione di costo, ma a volte i nostri fornitori ci chiamano e dicono: guarda che non mi è arrivato il carico, non ce n'è sul mercato. Quindi vedremo dove andremo e vedremo, però ritengo comunque corretto l'indirizzo di cercare di implementare questo mercato della plastica riciclata. C'è forse ancora un limite da dire su questo aspetto, che la percentuale di plastica, appunto abbiamo messo 50%, sicuramente si trovano contenitori con oltre il 50%, anche l'80%, anche il 90%, in questo caso è più difficile avere dei contenitori trasparenti. Ci sono aziende che preferiscono l'utilizzo del contenitore trasparente, perché vedere il colore del prodotto dentro, vedere se il prodotto è integro, non ha separato, lo reputano una questione di sicurezza per gli operatori, che spesso purtroppo non leggono le etichette e riconoscono il prodotto per il colore. Però esistono entrambe le cose sul mercato. Vado velocemente a dirvi qualcosa. Ecco, scusate, l'ha già detto la dottoressa Mascioli, ovviamente i prodotti disinfettanti sono i prodotti sostanzialmente che hanno una certificazione come presidi medico-chirurgici o biocidi. Sappiate che potrete trovare entrambe le cose. Per adesso in Italia trovate i PMC, perché arrivare ad avere i biocidi ci stiamo tutti impegnando per arrivarci, ma è una strada infinita. Il Ministero non ha il tempo di seguire le pratiche, quindi ci saranno, arriveranno. Nel nostro settore ci vorrà ancora qualcosa. Comunque noi abbiamo la nostra norma, quindi solo i prodotti che hanno questa certificazione, questa registrazione, possono vantare capacità disinfettanti. Così anche per quanto riguarda i lavamani, che ho visto che sono contemplati. I lavamani Ecolabel non possono essere disinfettanti, perché non vengono contemplati questi, però se sono dei disinfettanti rispondono alla norma in quanto tali. Ecco. Dico ancora qualcosa sulla carta, che non c'è tantissimo da dire, ma anche per quanto riguarda i prodotti in carta, sicuramente voi sapete, i prodotti in carta sono i prodotti in carta per le pulizie delle superfici, l'asciugatura delle mani e la carta igienica. Sostanzialmente sono questi i prodotti. Ovviamente la norma CAM richiede che questi prodotti siano a marchio Ecolabel. Il marchio Ecolabel per questi prodotti fa un'analisi sul costo del ciclo produttivo, e voi sapete quanto energivora sia la produzione della carta. Infatti hanno dei problemi immensi in questo periodo, proprio per i costi dell'energia. Richiedono standard di sicurezza per i consumatori. Sono state eliminate sostanzialmente delle sostanze sbiancanti, che poi sicuramente sono a base di cloro, per avere quelle carte bianchissime, no? Che esteticamente sono belle, però c'è un processo chiaramente ecologicamente meno vantaggioso per produrle. E c'è la richiesta che le cellulose, già detto dalla dottoressa Mascioli, provengano da foreste sostenibili. Un aspetto importante è che la norma CAM prevede l'utilizzo delle frange in microfibra per il lavaggio delle superfici, ma non esclude anche l'utilizzo dei panni monouso in carta, perché questo non è eliminabile. Guarda che ci sarebbe da fare tutta un'analisi di chi inquina di più, ma non voglio entrare nel merito. Ma ci sono alcuni reparti, alcuni luoghi dove i rischi sono elevati e dove non si possono evitare gli usi di strumenti usa e getta. Quindi in quel caso lì è chiaro che deve essere ammesso l'utilizzo anche di questi tipi di prodotto.
E poi vi ho scritto, anche se i materiali normalmente sono compostabili e riciclabili, è chiaro che questa è una caratteristica che si perde nel momento in cui io imbevo questi panni con dei disinfettanti o che comunque vado a raccogliere degli sporchi contaminanti che quindi rendono il rifiuto comunque un rifiuto speciale. Ecco, la carta per l'asciugatura delle mani, a seconda del tipo di piega che ha, prevede una serie di erogatori e su questo sicuramente si deve fare attenzione, perché gli erogatori sono quelli che controllano lo spreco, il sovrauso di questo prodotto. Quindi, a parte che possono essere tranquillamente fatti con delle plastiche riciclate, ma poi l'efficienza di questi distributori è quella che garantisce chiaramente la riduzione dell'impatto. Ultima cosa che ho appreso anch'io abbastanza recentemente, ma uno degli aspetti importanti della carta igienica è la velocità di spappolamento della stessa, perché questo consente l'utilizzo di meno acqua e quindi anche qui riduzione dell'impatto. Ultimissima veramente cosa, perché la nuova sfida di cui parlerà Alessandro adesso più approfonditamente, la nuova sfida che ci impegna, a noi chimici soprattutto, che siamo un po' più indietro rispetto agli altri settori, ma siamo più indietro perché è più difficile forse riuscire a fare un'analisi delle varie materie prime che compriamo in giro per il mondo e quindi riuscire a capire l'impatto di produzione di carbonio di una produzione che arriva dalla Cina, chissà da chi è impossibile che noi lo riusciamo a fare. Però diciamo che la sfida sarà quella di riuscire ad arrivare a una caratterizzazione dell'ecologia dei nostri prodotti con la carbon footprint, cioè un qualcosa che riesca a dire a un prodotto, a tenere in considerazione come il prodotto viene fabbricato, almeno dalle nostre aziende, e quindi se un'azienda è dotata di sistemi più ecologici deve essere premiata, che tenga conto quindi delle caratteristiche del prodotto e anche del suo uso, oltre che del risultato diciamo del test. Tutto questo è un po' la sfida che ci aspetta per il futuro e credo che sia corretta come tipo di parametro per valutare la vera ecologia dei prodotti. Grazie. Bene, ringrazio il dottor Marino di questa esposizione e di averci un po' illuminato sulla parte chimica. Adesso vediamo anche la parte più delle macchine con il dottor Alessandro Panico. Prima di tutto ringrazio l'avvocato Tambato per questa iniziativa che mi auguro possa essere replicata anche in altre regioni, più che quello che già qui è stato dimostrato da anni essere effettivamente un'iniziativa di eccellenza, questo approccio da parte diciamo del GPP, quindi dalla parte diciamo degli acquisti verdi regionali, quello di aiutare e supportare chi è sul campo che magari non ha competenze o la struttura per poter avere quella capacità di costruire dei capitolati che seguano lo stato dell'arte, le normative, l'indirizzo e che possono poi nell'insieme dare il risultato atteso. Quindi questo tipo di iniziative assolutamente sono a mio avviso il modus operandi che dovrebbe in qualche modo seguire in generale su qualsiasi ambito diciamo l'amministrazione pubblica. Io mi occuperò di focalizzare il contenuto di questa presentazione su quelle che appunto è un po' il titolo dell'iniziativa, cioè le novità e le opportunità introdotte dai CAM. Sicuramente opportunità è una parola a mio avviso estremamente adeguata, in quanto
forse non posso dirlo, sono giovane, ecco, magari a metà via, e devo dire che l'aspetto ambientale è comunque sentito in maniera forte, sempre di più dalle nuove generazioni. E questo tipo di regolamento e questa iniziativa da parte della Regione in realtà poi supporta e sottolinea quello che è l'opportunità, la parlo in termini di business, legata all'ambiente e a quello che poi appunto è la nostra attività, cioè quella in qualche modo privata di fare dell'utile. L'utile in questo caso diventa anche qualcosa di buono per l'ambiente, per noi stessi, quindi un approccio appunto sostenibile in senso complessivo a quello che è la nostra impronta in questo tipo di servizio che forniamo. Quindi mi focalizzerò sulle macchine e le attrezzature, come precedentemente detto dal dottor Marino, dal punto di vista dei fabbricanti che ad ogni modo operano attraverso le imprese per poter erogare un servizio professionale di pulizia. Sicuramente se dovessimo selezionare quelli che sono gli elementi nuovi nell'approccio dei CAM, diciamo, viene evidenziato immediatamente quello che è la presenza e l'utilizzo della microfibra per la riduzione del consumo d'acqua e dei chimici e per tutti quei vantaggi che sono stati precedentemente enunciati. La plastica riciclata, non solo sulle attrezzature manuali come possono essere i carrelli o altre strutture, dove non è addirittura nemmeno un criterio premiante, ma un'obbligatorietà che vedremo alcuni componenti abbiano una percentuale minima di questa plastica. E infine sulle macchine, anche qui l'utilizzo di materiali riciclati e la valorizzazione delle funzionalità che hanno un impatto tecnologicamente, ecologicamente parlando, positivo. Una breve carrellata di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di fatto di carrelli attrezzati per la pulizia, che quindi portano in giro attraverso gli operatori quelli che sono gli strumenti per la pulizia, come possono essere gli attrezzi per la scopatura, piuttosto per il lavaggio di pavimenti o delle vetrate o delle superfici in genere, ma anche la carta o quelle che sono poi in qualche modo i consumabili che regolarmente devono essere cambiati, piuttosto che dei recipienti dove si dosa il prodotto chimico e insieme all'acqua poi viene utilizzato per fare il lavaggio. Quindi sono queste strutture che appunto permettono poi di movimentare all'interno degli ambienti questi oggetti che a loro volta servono per consentire la pulizia per l'appunto. Le macchine invece sono quegli strumenti che, come vedete qui, lavasciuga, spazzatrici, idropulitrici, aspirapolvere, aspiraliquidi, elettrospazzole, qualsiasi in genere macchinario che attraverso il suo utilizzo velocizza e rende più efficiente ed efficace un'attività di pulizia. Chiaramente questo deve essere, mi permetto di fare questa nota, congruo con quella che è l'attività, cioè ICAM è sottolineato proprio il fatto che se un'attività può essere fatta manualmente e non necessita di una macchina, non deve essere assolutamente premiato l'utilizzo di una macchina. Viceversa, se ci troviamo in un ambiente dove fare un'attività manuale è un po' così non senso, bisogna usare la macchina. E questo, ecco, nei CAM viene poi esplicitato attraverso un criterio premiante e poi successivamente chiarito poi in questo specifico tema, probabilmente magari in futuro un chiarimento formale su questo tipo di punto. Vado direttamente, diciamo, un po' al nocciolo della questione visti i tempi, cioè sulle attrezzature appunto l'obbligo è quello di fornire almeno il 30% dei prodotti in microfibra con un marchio Ecolabel, un'etichetta equivalente, quindi non è un criterio premiante, ma almeno il 30% dei prodotti deve avere
questa tipologia di etichettatura. Al pari tutte quante le attrezzature per le pulizie manuali che sono costituite da carrelli con secchi o contenitori, ecco, questi secchi e contenitori devono essere costruiti con almeno il 50% di plastica riciclata. Sicuramente quello che ha detto precedentemente il collega riguardante la plastica è un dato di fatto, quella riciclata, è un qualcosa che però è anche sinonimo a un medio termine di un effettivo utilizzo di questa plastica proprio legato a questo tipo di iniziative che porteranno poi magari, si spera, a un maggiore riciclo e una maggiore disponibilità con un approccio magari diverso nel tempo. Però la strada è questa, i CAM hanno una visione lucida di quella che deve essere, a mio avviso comunque è bene che si generino anche determinate situazioni perché non sono del singolo ma sono problematiche di tutti che devono poi essere risolte. Per quanto riguarda le macchine invece parliamo della parte dei requisiti obbligatori rilevante. Sicuramente devono essere scelte, appunto, come detto, in base alle caratteristiche di utilizzo e dello sporco da trattare e questo è un elemento fondamentale in ottica ecodesign, devono essere progettate e realizzate in modo da favorire una maggiore durata nel tempo e una facilità nel riciclaggio dei materiali con cui sono composti. Una piccola finestra su questo punto. Anche la direttiva macchine che regolamenta la marcatura CE dei prodotti, quindi l'effettiva omologazione per poter essere immessi sul mercato, inizia a integrare aspetti di material efficiency, quindi di efficienza dei materiali costruttivi a tutto piano, quindi non solo della plastica riciclata ma in genere macchine che non devono essere progettate a livello consumer, si dice, cioè in maniera che usa e getta anche lì. Quindi l'approccio un po', permettetemi, non per una questione diciamo geografica, ma proprio una questione di fornitura di prodotti di massa a livello domestico che magari hanno una dilagazione anche nel mercato professionale, quindi anche senza magari una apposita progettazione che ne consenta una durata nel tempo. Quindi questo è importante che sia chiaro e i CAM assolutamente lo contemplano, ma anche implicitamente la direttiva macchine nella marcatura CE e l'ecodesign che vedrà luce, anche per rispondere al secondo punto, a breve nel 2023-2024 su un'etichettatura energetica per gli aspirapolvere aggiornata e una etichettatura per le idropulitrici nel 2025, piuttosto che già un'etichettatura volontaria per le lavapavimenti con un green cleaning. Quindi diciamo nel breve ci si augura appunto in questo approccio diverso nell'aggiornamento appunto dei regolamenti, dei CAM e appunto questa possibilità di comunicazione attraverso la regione o si spera le regioni di linee guida di indirizzo, ecco, di integrare, di restare sempre aggiornati, non lasciando che le finestre temporali di aggiornamento siano troppo lunghe, ma appunto attraverso un processo magari più dinamico. Sulle macchine l'utilizzo di materiali riciclabili, cioè nel senso che costruttivamente debbano essere in qualche modo sia facilmente separabili per facilitare appunto lo smaltimento, sia a loro volta riciclabili. Nel caso specifico sui polimeri, sulle plastiche, in fase di stampaggio appunto apporre secondo la norma UNI internazionale la marcatura di che tipologia di polimero è, piuttosto che quando è stato stampato, per dare delle indicazioni concrete e facilitare in qualche modo il riciclo e il direzionamento verso appunto la catena di fornitura. Fondamentale l'aspetto della separabilità, sempre per la questione sia della durabilità che riparabilità, perché appunto ha un duplice aspetto. Se le mie parti sono facilmente separabili ho più facilità nel manutenere un oggetto a livello meccanico e ugualmente anche nel momento in cui lo devo disassemblare e buttare via, quindi è più facile poi dividerlo. Per quanto riguarda i criteri premianti, questo è proprio l'aspetto in cui si evidenzia e si evince l'opportunità di evolvere all'interno di un contesto ambientale
che però porti con sé aspetti di performance e di vantaggio competitivo proprio alle imprese. Quindi questi CAM hanno in qualche modo già in tempi non sospetti ispirato a determinate strategie competitive da parte dei produttori verso delle soluzioni tecnologiche a buon impatto ambientale, ancor di più nel momento in cui diventano requisiti premianti, c'è una validazione, un riconoscimento di queste tecnologie proprio in questa direzione. E sottolineo questo tipo di iniziativa italiana perché il 70% della produzione italiana di macchine va all'estero, quindi conosciamo benissimo i mercati fuori dall'Italia e rappresentiamo il 30% del valore totale del mercato della pulizia professionale con i nostri fabbricanti italiani che sono qui, quindi abbiamo la conoscenza di che cosa stiamo parlando e solo l'Italia è la prima in Europa ad aver un regolamento così tanto evoluto e specializzato su questa tipologia di tema che evidenzia quello che normalmente esiste ma che in qualche modo nessuno poi premia realmente se non a carattere individuale nelle singole amministrazioni in Europa. Quindi mi auguro che anche questo, perché ovviamente noi ci piacerebbe parlare come fabbricanti internazionali un'unica lingua in Europa e quindi che questa sia poi effettivamente oltre che in Italia un esempio anche per le altre nazioni per orientare il National Action Plan verso questo tipo di direzione sui servizi di pulizia, anche perché abbiamo i fabbricanti in casa, quindi sarebbe di interesse, mettiamola così. In questo tema esistono dei criteri premianti trasversali, come ad esempio, non prendo il primo perché è un po' più particolare, vorrei parlarne dopo, il fatto di dimostrare attraverso delle LCA comparative, quindi dei metodi scientificamente misurabili e ripetibili, l'impatto ambientale in termini di CO2, quindi di impronta, carbon footprint, di una tecnologia. Cioè, se io ho una tecnologia che mi consente di ridurre l'impatto che un'impresa ha nell'effettuare un determinato servizio, questo può essere premiato non solo nella modalità con cui esegue il servizio, ma anche in sé nel fatto che utilizzi un determinato prodotto, perché nel momento in cui quel prodotto, attraverso degli studi diciamo, misurabili e certificabili da parte terza, diciamo, mi dimostra che effettivamente rispetto a un'altra tipologia di prodotto è comunque conveniente, ha comunque un impatto inferiore, è chiaro che l'impresa che lo utilizza porta con sé questa riduzione. E questo è un po' l'approccio in cui interpretiamo il primo punto, cioè l'adozione di tecniche di pulizia per la sanificazione innovative, in cui la pubblicazione scientifica in qualche modo, come nostra posizione a livello associativo, è quello proprio di basare sempre questa analisi su uno studio LCA o comunque sull'utilizzo di norme tecniche diciamo, che possono permettere per voi amministrazioni piuttosto che per anche noi stessi di dichiarare qualcosa in maniera solida, quindi dimostrabile e comparabile, a differenza poi di diciamo, claim individuali basati sulla buona prassi piuttosto che interpretazioni o applicazioni un po' così magari corrette o magari no. Ecco. Quindi da questo punto di vista tutto il filone a sinistra che vedete qui diciamo, determina quelli che sono i criteri premianti legati appunto all'utilizzo della carbon footprint come metodologia con le norme ISO 1440 o 1444 nella metodologia di life cycle assessment piuttosto che nella certificazione di prodotto 14067 per quanto riguarda appunto la certificazione del prodotto in sé. Sulla colonna destra invece vedete declinati in 5 punti quelli che sono gli elementi caratterizzanti delle macchine di fatto, cioè l'utilizzo appunto di plastica riciclata, quindi premiata se almeno rappresentata al 15% del contenuto, piuttosto che dei sistemi di controllo, monitoraggio o riduzione dei consumi energetici piuttosto che idrici o il dosaggio
dei prodotti chimici a bordo macchina piuttosto che inquinamenti dal punto di vista ambientale, quindi acustico, sotto dei valori soglia. Questo poi si riflette nel documento redatto con la Regione, proprio con questa anche guida che viene fornita nel soppesare quanto un elemento possa essere rilevante nel suo insieme e quindi in qualche modo suggerito, ovviamente senza obblighi, un criterio di valutazione di questi elementi. E da questo punto di vista mi piacerebbe introdurre anche un argomento nuovo che sta facendo muovere e aggiornare il nostro settore in maniera rilevante, che poi in qualche modo ha assolutamente a che fare, immagino, col PNRR, ma ancora di più con il Next Generation EU europeo, cioè il fatto che l'adozione di misure come quelle che è stato Industria 4.0 e che poi comunque vedrà un supporto da parte del PNRR, immagino in questa direzione, sia quello di incentivare e facilitare l'introduzione di nuove tecnologie anche nel nostro settore. Su questo abbiamo fatto chiarezza con Afidam, quindi della possibilità di usufruire degli incentivi fiscali da parte delle imprese che sono proprietarie delle macchine 4.0, quindi in qualche modo avvantaggiandosi del credito d'imposta ovviamente possono predisporre e utilizzare macchine evolute che hanno una gestione da remoto innanzitutto, che consente tutta una serie di vantaggi, o addirittura completamente autonoma, quindi dove non c'è l'operatore, quindi in determinati ambienti possono essere utilizzate come se fossero dei sistemi robotici di fatto. Questo tipo di mercato è in esplosione e ormai col 4.0 in Italia, grazie ad Afidam, c'è stato veramente un riverbero sul mercato rilevante grazie agli incentivi fiscali di fatto che hanno dimezzato diciamo, la spesa reale di queste imprese, che comunque possono usufruire di questo credito perché ne hanno le condizioni e quindi possono dotarsi di strumentazione altamente tecnologica. E torno un po' a livello generale sui benefici di questi tipi di sistema, che ovviamente consentono una diagnosi a distanza, quindi un impatto inferiore dal punto di vista della necessità di un intervento diretto dell'operatore ogni volta che c'è una problematica, dei fermi ovviamente inferiori perché io posso prevedere il danno piuttosto che programmare la manutenzione, ridurre quindi le possibilità di una problematica, monitorare l'utilizzo reale, il consumo energetico e il consumo idrico piuttosto che dei prodotti chimici, e quindi in qualche maniera riuscire a quantificare non solo questi elementi ma anche l'impatto reale di CO2 dichiarata. Cioè io sono premiato perché ho una certificazione di prodotto secondo la 14067 Carbon Footprint, ma non solo te la do a priori in termini analitici, ma ti consento attraverso un sistema di telecontrollo e telediagnosi di misurazione di avere a fine dell'anno una rendicontazione di quello che poi è effettivamente il mio consumo, anche tradotto in termini di chilogrammi di CO2 a metro quadro pulito piuttosto che a ora di utilizzo. Quindi questo chiaramente mi consente di fare quell'esempio di un cantiere. In realtà posso, diciamo, avere una reale misurazione dei cantieri, quindi in futuro in quell'ottica è assolutamente la strada da perseguire, perché ti dà una misurazione reale di quello che può essere, che si traduce in una riduzione anche della spesa, perché nel momento in cui io ti dichiaro che con una lavapavimenti ti consuma il 30% di energia elettrica, mi aspetto un 30% di energia elettrica in meno dal tempo di costo, perché io utilizzo l'alimentazione del luogo dove vado a lavorare, quindi quella non te la vendo, quindi nel momento in cui utilizzo l'elettricità di un luogo ho un impatto sul consumo elettrico, quindi se dichiaro di averne di meno mi aspetto una riduzione di quello, quindi ho il modo di misurarlo in qualche maniera. Questo tipo poi di aspetto ovviamente che è assolutamente interessante poi dal punto di vista della misurazione della carbon footprint, della riduzione quindi della carbon footprint, si riflette anche in un'iniziativa assolutamente interessante e riconosciuta nei CAM, che è quella del Remade in Italy, che non solo ci dà la possibilità di etichettare e definire anche un livello di classificazione del contenuto di plastica riciclata attraverso una valutazione di parte terza, ma anche
è scritto un po' in piccolo in basso nell'etichetta anche l'impatto di CO2 risparmiata grazie all'utilizzo di plastica riciclata, quindi quell'aspetto che mi consente poi di sapere se effettivamente compro un prodotto rispetto a un altro sto avendo un impatto, cioè riducendo il mio impatto in quella misura. Piccola conclusione che poi dura 2 o 3 slide legata a quello che va un po' al di là dei CAM ma che poi in qualche modo è integrato. I CAM sono stati pubblicati appunto senza prevedere quello che poteva essere successo legato alla pandemia, quindi credo che abbiano anche retto bene perché diciamo non ci sono stati contenuti difformi rispetto a quella che poteva essere. In realtà sicuramente, come precedentemente diceva Matteo, era l'aspetto per esempio del monouso, chiaramente va declinato in base all'effettiva possibilità di evitarlo, però ecco la pandemia ha portato anche tutta una serie di esperienze che diversamente non avremmo potuto avere e questo tipo di esperienze hanno dato la possibilità e anche la necessità da parte dell'associazione che rappresento di definire dei nuovi protocolli molto più specialistici o comunque molto più chiari dal punto di vista di quello che significa fare una sanificazione in maniera corretta e cosa comporta tutto ciò. Quindi esistono ovviamente dei protocolli in questo senso che assolutamente vanno letti sia in chiave diciamo di sicurezza per quanto riguarda la salute della persona e anche ovviamente in ambito ambientale. Su questo tema è chiaro che è molto complicato andare ad avere una normazione già pronta e un utilizzo, una diffusione di prodotti specializzati di determinate tipologie, quindi sicuramente sono nate un'infinità di soluzioni che si vedono negli ospedali piuttosto che in altre situazioni, penso a sistemi per esempio con UV, ozono, quant'altro, ma d'altro canto poi questo ha generato anche la difficoltà nel valutare se effettivamente una tecnologia era efficace o meno, quindi se non c'è dietro una diffusione e una certificazione di standard riconosciuta da parte dei fabbricanti si fa fatica. Da questo punto di vista ecco, c'è sia l'attività di Affidamp dal punto di vista di avere la segreteria tecnica del Comitato Nazionale CEI che si occupa di normare nel nostro settore le macchine e quindi siamo sia diciamo, ricettori di norme che provengono a livello internazionale, europeo, nazionale da altri stati, sia anche noi propositori, modificatori, non so come chiamarlo, però di queste tipologie di norme, quindi essendo noi molto presenti in questo settore a livello di fabbricazione di queste macchine, il know-how nella definizione di nuovi standard o nuove prassi in questo ambito è assolutamente elevato e quindi l'attività in questo senso non può che portare verso una normazione anche di aspetti molto peculiari che poi, concludo, hanno anche un'utilità in situazioni appunto molto estreme come quella che può essere stata la pandemia, ma anche legati agli effetti del cambiamento climatico che magari non sono facilmente descrivibili all'interno di un capitolato, ma che abbiamo visto anche qui in Regione con l'esperienza della laguna, anche l'allagamento banalmente previsto già nel capitolato e quindi la regolamentazione di quello che può essere necessario per poi intervenire in caso di quel tipo di situazione, in realtà poi può essere un'esperienza non solo limitata qui nel momento in cui succedono delle situazioni estreme dove il servizio di pulizia poi ha diciamo, un'utilità particolare. Sì. Ecco. Su questo concludo e vi ringrazio dell'attenzione. Bene, allora abbiamo anche concluso nei tempi esatti che ce l'avamo dati per mi dicono la regia c'è un quesito, bene, allora cerchiamo di dare una risposta al quesito. Allora,
chiedono la guida operativa della Regione, dove si trova esattamente all'interno del sito, e anche il capitolato e il disciplinare. Bene, io sono contenta di questa domanda perché vuol dire che la mia esposizione ha valorizzato il lavoro di quest'anno del gruppo. Si trova sul sito, chiedo conferma al mio funzionario, l'abbiamo caricato già in primavera, e c'è una pagina dedicata agli acquisti verdi, e quindi linkando sulla pagina acquisti verdi della Regione Veneto dovrebbe esserci il link sul protocollo, quindi seguire il percorso protocollo GPP, e lì si trovano tutti i documenti che abbiamo prodotto. Eventualmente comunque scrivete una mail, doveste avere delle difficoltà, ad helpdesk GPP, e si trovano e daranno le informazioni. No, io direi invece di avviarmi alla conclusione, siccome tra i presenti abbiamo il Presidente, giusto? Il direttore dell'Associazione AFIDAP nazionale, e vorrei invitarla qui a fare i saluti e le conclusioni insieme a me. Ho il piacere che sia una donna, e quindi a dimostrazione che la parità di genere lentamente ma continua ad avanzare. Ecco. Grazie, adesso questo invito inaspettato, grazie. No, soltanto per ringraziare tutti quanti per l'interesse, e dire che Afidam è a disposizione di qualunque domanda, qualunque chiarimento anche di natura tecnica dovesse servire, quindi sia chi è presente qui oggi sia chi è a casa. Potete contattarci tranquillamente all'indirizzo che è info@afidamp.it se avete bisogno di supporto nella redazione dei capitolati. A parte c'è la Regione Veneto, per domande più tecniche potete tranquillamente rivolgerci a noi. Noi siamo stati molto contenti di questa collaborazione e ci auguriamo che ce ne possano essere in futuro. Grazie a tutti. Grazie. Bene, allora richiamo solo il filo rosso che ha un po' condotto tutte le nostre 4 relazioni, che è quello di impostare e ragionare sia lato produttore che lato stazione appaltante secondo la logica del ciclo di vita del prodotto, meglio definita come carbon footprint, perché ragionando su tutto il ciclo di vita, quindi dalla produzione energetica allo scarto, alla fabbricazione, quindi all'attenzione alle parti scomponibili delle macchine, così come all'attenzione dell'assemblaggio. A me ha colpito molto l'osservazione che faceva il dottor Marino sul detersivo concentrato. Uno pensa, sì, vabbè, che gran genialità. No, il detersivo concentrato significa imballaggi, consumo di plastica, impatto sui trasporti. Ci sono tutta una serie di piccole attenzioni che, viste nella logica del carbon footprint, hanno un'incidenza importante. Quindi ragionare in questa logica, e noi penso sia quella vincente per gli acquisti verdi. Quindi noi continuiamo a valorizzarli e speriamo di aver trasferito il messaggio. Grazie a tutti gli ascoltatori.